L'arte, ma anche la storia e quindi la tradizione del fare il formaggio in mostra nel Castello Porto Colleoni a Tiene, in provincia di Vicenza. La manifestazione Caseus Veneti, alla scoperta di formaggi veneti, promossa dall'assessorato alle politiche agricole della Regione Veneto e da Aprolab, Associazione regionale produttori di latte, giunta alla quarta edizione, è anche concorso fra i produttori. Caseifici privati, ma anche cooperative, malghe ed aziende a conduzione familiare si sono confrontati in una competizione dove non sono mancate le novità. Abbiamo un formaggio meraviglioso che è il formaggio di latte di vacca bollina fatto con latte di razza autoctona del Veneto della Pedemontana del Grappa. È un formaggio meraviglioso che ha i gusti e i sapori di un tempo. L'associazione si impegna a valorizzare questo prodotto e a commercializzarlo pure presso la grande distribuzione. I numeri di Caseus Veneti sono significativi. 111 formaggi DOP, 77 le forme di formaggi tipici e tradizionali e 178 i tipi tra freschi, erborinati, formaggi di malga. Un gran varietà, quindi, di prodotti che dimostra quanto sia viva e radicata la tradizione casearia nel Veneto. Nel 2007 dalle 5.000 aziende agricole sono stati prodotti 11.600.000 quintali di latte, trasformato da 95 caseifici regionali, di cui 47 cooperative e 48 caseifici privati. Dietro ai numeri c'è quindi una radicata tradizione fatta di impegno e di volontà. Aprolav l'ha resa evidente organizzando Caseus Veneti. L'associazione è delegata a questo compito e lo svolge con serietà e professionalità perché l'associazione rappresenta i produttori di latte del Veneto. Rappresentando i produttori di latte del Veneto, quando il formaggio va bene, viene consumato in tavola, abbiamo un beneficio sicuramente. In questo momento il settore sta un po' soffrendo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, farsi coraggio, cercare di esportare queste tipicità, questi prodotti meravigliosi che fuori da queste province li sognano. L'edizione Caseus 2008 è stata salutata dal ministro delle politiche agricole Luca Zaia e dal sindaco di Tiene Maria Rita Busetti.